Colleghiamoci invece con il Veneto. Marco Corazza è assieme a Pietro Rambuschi, il consigliere di Portogruaro, definito il più anziano, nel senso che ovviamente ha più esperienza, non per anni. Prego, più voti, ha ottenuto più voti, prego. Grazie, prendiamo dunque la linea. Come vedete è venuto a trovarci il consigliere anziano di Portogruaro, dell'amministrazione comunale di Portogruaro, in questo contesto appunto Piero Rambuschi. Ben ritrovato, grazie Rambuschi per aver accolto il nostro invito. È un invito importante perché è un argomento davvero che tocca tutta la città e non solo. Parliamo appunto del Consiglio di Stato che dovrebbe presto depositare la sentenza. Vogliamo innanzitutto capire che cosa è successo, che cosa dice il Consiglio di Stato. Il sindaco dice appunto che, abbiamo letto anche ieri una dichiarazione, insomma, che a quanto pare gli è dato torto. Sì, ormai a questo punto solo un fatto burocratico, il Consiglio di Stato ci ha dato ragione, quindi deve essere depositata la sentenza, ma ormai è certo che la ragione ce l'ha il centrodestra e pertanto con questa sentenza il centrodestra avrà 11 consiglieri a Portogruaro mentre il centrosinistra ne avrà 9, quindi ciò significa che la maggioranza è del centrodestra. Ecco, io direi a questo punto, visto che noi abbiamo la maggioranza del centrodestra in consiglio comunale, dovremmo avere la maggioranza anche in giunta. Questa è stata l'espressione dei cittadini di Portogruaro e il sindaco deve prenderne atto. Quindi io ripeto le parole fatte dal nostro senatore Paolo Scarpa e da Angelo Tabaro, che è il nostro candidato sindaco, i quali appunto hanno chiesto a suo tempo o la maggioranza in giunta con 5 assessori oppure il sindaco è costretto a dimettersi. Rambuschi, il sindaco dice di aver sentito il consigliere anziano e di conseguenza di aver convocato il consiglio comunale per i prossimi giorni. L'ho appreso anch'io oggi sui giornali, ma io che sia stato contattato dal sindaco minimamente. Solo qualche minuto fa mi ha telefonato perché io l'ho cercato dopo aver letto sui giornali questa notizia e ho chiesto un incontro per domani per decidere sul prossimo consiglio comunale, quindi non è stato concordato nulla, è un'iniziativa solo sua e che io spero che domani ci metteremo d'accordo quando convocare il consiglio comunale, visto che il consigliere anziano sono ancora io. Ci sono quindi ancora evidentemente argomenti da trattare per quanto concerne l'amministrazione comunale Portogruaro e allora noi per il momento diamo di nuovo la linea a Pordenone. Grazie davvero. Grazie.